È un investimento importante, è un investimento su cui continuare. Investire nell'arte in tempi di crisi è un mercato che non conosce flessioni, anzi intercetta sempre più l'attenzione del grande pubblico, oltre a quella degli appassionati. Se pensiamo al Veneto, alle azioni delle banche venete, dove ci sono state delle perdite significative e importanti, l'arte invece ha segnato dei punti percentuali di crescita, quindi è stato un segmento culturale ma anche economico in crescita con dei dividendi interessanti. La mostra mercato d'arte moderna e contemporanea alla Fiera di Vicenza dal 7 al 10 aprile diventa una grande occasione con le maggiori gallerie nazionali italiane e le opere dei più grandi artisti. De Chirico, Burri, Fontana, Tano Festa, anziché Schifano, ma anche i maestri gutai, Shimamoto e tutti gli altri, e anche giovani promesse, quelli che saranno poi i maestri del futuro. Il Made in Italy è un marchio d'eccellenza nell'arte. Nel nostro paese c'è il 60% del patrimonio culturale del mondo, con opere riconosciute a livello internazionale. Perché oggi investire in arte vuol dire non solo avere il piacere di possedere un pezzo importante, un pezzo che comunque piace, ma è anche una motivazione di crescita economica.